Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. Come ormai sapete, io sono sempre orgogliosa e felice di darvi il benvenuto qui su Televenezia, in questo spazio meraviglioso realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Saluto anche a tutti i brasiliani che ci stanno guardando in questa bellissima domenica alle ore 21, appunto. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós nesse momento maravilhoso. Un beijo para todos e un abraço grande e enorme. Come sapete, quest'oggi vi porterò in un viaggio ricco di emozioni e di dialogo e confronto dei nostri ospiti, dove ognuno racconterà la sua propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, condividendo insieme a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Ed è con piacere, con onore che vi presento i nostri ospiti e ringrazio anche per essere qui con noi in questo momento, e vado col primo ospite di questa meravigliosa serata. Dal cuore del Veneto, pensate, arriva Andrea Tonolo, maestro e pasticcere e anima della pasticceria Tonolo di Milano. Come sapete, ormai è anche un laboratorio dove la tradizione veneta prende forma ogni giorno attraverso gesti precisi, quindi materie prime d'eccellenza e una grande passione per il mestiere. Grazie mille Andrea. Grazie a voi per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Poi abbiamo qui con noi Piero Rosa Salva, amministratore unico di Vela SPA, una realtà dinamica che opera nei servizi strategici per la città di Venezia, dalla mobilità all'accessibilità urbana e con un'attenzione costante al territorio e ai suoi equilibri. Grazie signor Piero, anche a lei di essere qui con noi. È un onore e un piacere e un saluto alle telespettatrici e ai telespettatori di Televenezia. Grazie. È qui con noi anche Simone Mestriner, vicepresidente della Municipalità di Favaro Veneto del Comune di Venezia. Quindi parleremo della nascita del Carnevale di Campalto, visto che comunque ormai si sta avvicinando il Carnevale, pronti con le frittelle e tutto quanto, e anche con il Carnevale di Campalto approfondiremo appunto con Simone Mestriner. Abbiamo con noi anche Raffaella Canziani, è l'anima e l'arte dei decori Atelier a Mestre, un laboratorio, pensate, artigianale di nicchia dove la tradizione veneziana prende forma attraverso maschere, decori e creazioni uniche realizzate a mano. E poi, grazie comunque anche a lei, signora Raffaella Canziani, di essere qui con noi, è un onore. E poi ho una sorpresona per voi, dopo tante richieste sui social è arrivato direttamente il Brasile qui in questo spazio meraviglioso. Vi presentiamo la ballerina Ivani Marquez, che dopo ci canterà, ci ballerà del ritmo un po' di samba, quindi sarà veramente da divertirsi. E anche voi che ci state guardando dovrete ballare anche voi, mi raccomando. Parto allora con la prima domanda faccio al pasticcere e l'anima della pasticceria Andrea Tonolo. Ok, cosa significa oggi portare avanti il nome della pasticceria Tonolo in questo momento per lei? Allora, è un bel impegno perché la nostra storia parte da molto lontano, parliamo del 1886 con il trisnonno, poi c'è stato il bisnonno, il nonno, il papà e io e mia sorella praticamente portiamo avanti questa tradizione con non poca fatica. I problemi ci sono, bisogna gestire un po' tutto, portare avanti la qualità che da anni ci contraddistingue. La mia filosofia è quella di non cambiare assolutamente le ricette, difatti tutte le nostre ricette, anche alcuni prodotti che io ho portato qua, sono tali e quali di quello del trisnonno che ci ha insegnato il mestiere, quindi non è poco. Poi c'è da gestire, noi fortunatamente abbiamo un buon lavoro, abbiamo 7 dipendenti, c'è da gestire il personale e insomma è un'azienda che ti dà un bel impegno e
pochi giorni di svago. E qual è, diciamo, il dolce che ti emoziona ancora oggi preparare? Allora, noi abbiamo tante specialità. Qua oggi non c'è per ovvi motivi, è la focaccia veneziana, che è tipica della Pasqua. Al contrario di quello che si pensa che sia un dolce natalizio, la focaccia è tipica pasquale ed è quella proprio perché c'è il lievito madre ha una sua particolarità, cioè tantissimi pasticceri, tantissimi miei colleghi lo chiamano il bambino, viene curato come il bambino, non deve prendere freddo, deve stare a temperature sempre costanti, quindi lì c'è proprio sei dentro al 100% su quando fai questo tipo di prodotto. E quali sono, diciamo, i dolci che dall'altra parte i clienti sono quelli, diciamo, più richiesti, che vengono a chiedere proprio a lei? Allora, nel nostro caso abbiamo una specialità che si chiama Paris-Brest, che è una torta molto semplice in realtà, ma è una pasta choux con crema chantilly e di biscottini tipo savoiardi, sempre di nostra produzione. Paris-Brest perché praticamente la torta è fatta a ciambella ed evocherebbe la ruota della bicicletta, perché era la gara di biciclette che si faceva da Parigi a Brest e noi siamo conosciuti sia per la focaccia ma anche per questo Paris-Brest che oggi non ho potuto portare per ovvie ragioni, a crema chantilly si sarebbe rovinata, insomma. Quindi lei appunto mi sta dicendo che questi due dolci rappresenta di più la sua idea nella pasticceria, giusto? Sia la focaccia. Sì, poi abbiamo anche la greca che è una nostra specialità. Questa ha una storia dietro, questa greca, perché è stata insegnata da un pasticcere greco che passava per Venezia. Sì. Ed è entrato nella pasticceria perché abbiamo anche una sede a Venezia, sono i miei cugini che sono là, e questo pasticcere, parliamo di anni che fu, ha insegnato questa ricetta ai nostri nonni, diciamo, zii. E quindi è rimasta per sempre, diciamo. Ed è rimasta per in sempre, questa è tradizione. una torta proprio, questa non manca mai, la trovate 7 giorni su 7, cioè... E il suo dolce preferito che proprio lo fa con passione? Beh, come puoi vedere, io non ho un dolce preferito, tutto quello che è dolce io mangio, non mi è passata la voglia perché Un golosone io di i miei dolci. dolci li mangio, devo dire la verità. Bene, allora è una bella cosa che così veniamo a trovarla e andiamo a assaggiare, Senz'altro, vi i aspetto suoi volentieri. dolci. Grazie a lei, signor Andrea. Grazie. Passiamo la parola a Pontapiero Rosa Salva, amministratore unico di Vela SPA, come vi ho detto prima una realtà veramente dinamica che opera nei servizi strategici per la città di Venezia. Grazie nuovamente signor Piero per essere qui con noi. È un piacere e anche un dovere. Vela, come peraltro sanno i nostri telespettatori, perché ho avuto la fortuna molto spesso di essere qui e anche i miei collaboratori. Vela è molto presente nella città perché è una città pubblica, chiarisco, io ho questo ruolo prestigioso che mi onora molto di amministratore, però è una città del Comune di Venezia di fatto, attraverso la holding AVM, che sarebbe la holding che gestisce poi il trasporto pubblico e molti, quindi dove c'è anche la CTV, eccetera. È una grossa compagine che fa capo al Comune di Venezia. Vela però ha una sua autonomia, è un brand che si occupa, come è stato detto molto bene dalla nostra presentatrice, dei grandi eventi della città, del marketing della città, quindi di promuovere questa città in modo qualificato per fare sempre più qualità e meno magari quantità, e in particolare appunto degli eventi, anche degli eventi privati. Se qualcuno vuole fare un evento a Venezia deve passare per le autorizzazioni eccetera che rimangono in capo al comune, alla prefettura, alla questura eccetera, però il prodotto viene gestito da noi, quindi una grande responsabilità. Se vogliamo l'evento clou, l'evento per cui siamo più conosciuti e l'evento più importante per la sua durata e per la sua iconicità è il Carnevale, e quindi siamo qui per questo. Il Carnevale è partito la settimana scorsa con grande successo, con l'apertura molto festosa, è una manifestazione, quella di Venezia, conosciuta in tutto il mondo come sappiamo, che ha, oltre che la bellezza di Venezia e del territorio, perché anche a Mestre facciamo tantissime cose, ha una peculiarità
popolarità, e cioè è un evento diffuso che dura una ventina di giorni, ma che soprattutto abbraccia e valorizza tutte le realtà di questo territorio, non solo Piazza San Marco e Piazza Ferretto. Andiamo da Pellestrina ad Ese, andiamo da Malcontenta a Favaro e passando per tutto il nostro meraviglioso territorio, perché valorizza tutte queste realtà, le associazioni anche periferiche, e aiuta anche a piccole associazioni culturali, a piccole realtà a partecipare a un grande progetto. Poi vi è un programma molto cospicuo, io qui vi ho portato i due programmi, perché il carnevale della cultura. I programmi, uno è il carnevale così della piazza, dello spettacolo, e uno è il carnevale essenzialmente culturale, che già da solo varrebbe la pena di fare. Quindi una manifestazione che è rinata una cinquantina d'anni fa, popolare, perché è rinata dalla voglia della gente di organizzare delle manifestazioni a Venezia d'inverno. Ricordo che a Venezia a quell'epoca il turismo invernale non esisteva, anzi il turismo di fatto era praticamente irriconoscibile oggi, e quindi la città di Venezia, la Camera di Commercio e anche le autorità cittadine pensarono a un evento invernale, perché la città, centro storico in particolare, si addormentava, era molto romantica, molto piacevole, ma non era economicamente sostenuta. Sì. Quindi è nato il carnevale moderno. Signor Piero, possiamo sapere anche le date di questo carnevale che chi ci sta guardando dall'altra parte? Come dicevo, è cominciato con una sorta di prologo la settimana scorsa, adesso è nel pieno con questo weekend e finisce martedì grasso, il 17 di febbraio, perché ricordo, ci tengo a dirlo, che quando nacque il carnevale vi fu un impegno da parte dell'amministrazione comunale e delle categorie economiche, insomma, delle associazioni culturali, di terminarlo con il giorno di martedì grasso, per rispetto ovviamente del calendario cristiano, con le ceneri del mercoledì, e quindi alla mezzanotte il carnevale doveva finire. Tenete conto che il carnevale è legato alla Pasqua, quindi ogni anno cambia data, e questo crea dei problemi organizzativi e promozionali non da poco, nel senso che dobbiamo ogni anno valutare, perché quando il carnevale finisce più avanti gli spettacoli all'aperto sono più facili da fare, perché si presume che il tempo sia più bello. Quando è molto vicino a Natale ovviamente è più freddo, quindi è una complicazione in più, ma io la condivido in pieno e trovo che sia giusto anche noi in questo caso questo rispetto del calendario cristiano, e quindi con l'inizio della Quaresima. Questa cosa, devo dire, non capita in tutto il mondo e neanche in tutta Italia. Molte città preferiscono avere delle date fisse tra metà febbraio e metà marzo, indipendentemente dalla Quaresima. Va bene, grazie mille signor Piero, poi comunque approfondiremo ancora di più come funziona appunto Vela SPA, per chi dall'altra parte ancora non sa. Passo la parola a Simone Mestrinera, come vi ho detto prima, vicepresidente della Municipalità di Favaro Veneto, Comune di Venezia. Con Simone, come vi ho detto prima, anche parleremo di quest'oggi, della nascita del Carnevale di Campalto, un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il territorio e la sua comunità. Signor Simone, ringrazio nuovamente, grazie appunto per le domande che mi risponderà, perché ovviamente sono curiosa, e anche per chi ci sta guardando dall'altra parte anche. Come nasce l'idea del Carnevale di Campalto? Allora, intanto buonasera e grazie, saluto i telespettatori. Il Carnevale di Campalto è stata fino a una grande tradizione, un baluardo del territorio della Municipalità di Favaro, un carnevale che era arrivato ai maggiori fasti, addirittura a 100.000 persone, perché si ricorda insomma che c'erano gli elicotteri della RAI che giravano e si ricorda bene l'amministratore, l'amico Piero Rosasalva, quindi è veramente il carnevale veneto per eccellenza, tanto che si chiamava proprio così perché la regione gli aveva dato proprio il nome di Carnevale Veneto. È un carnevale nato chiaramente negli anni 50-60 da un gruppo di giovani che chiaramente si sono riuniti e hanno fondato l'associazione civica culturale Pro Campalto, e appunto hanno fatto nascere questa tradizione dove chiaramente l'intero paese ha cominciato a collaborare. È un carnevale che portava appunto gente da oltre il Veneto, per cui insomma andavano
come si può dire, a portare l'informazione anche nelle regioni vicine, proprio per l'importanza che questo carnevale trasmetteva. Un carnevale che purtroppo nel 2001 ha finito di esistere, perché in quanto purtroppo i giovani di allora erano diventati, diciamo, anziani, non c'è stato più il cambio generazionale, poi i grandi sponsor, nuove norme burocratiche hanno fatto sospendere purtroppo nel 2001. E come, diciamo, missione, un po' come punto di forza nel programma anche mio della municipalità, è stato proprio quello di riportare la tradizione di questo antico carnevale, insomma, dove appunto anche i nostri anziani se lo ricordano e tuttora, insomma, chiaramente ci applaudono nell'organizzazione. E all'inizio, secondo lei, scusi se Sì. se la interrompo, all'inizio immaginavate che potesse crescere così tanto questa Allora, assolutamente no, nel senso dire che i buoni propositi ovviamente c'erano, l'entusiasmo era a 1000, però chiaramente non ci si aspettava, come prima edizione nel 2019, questo grande flusso di persone, che siamo arrivati già nella prima edizione quasi a 10.000 persone, Wow. dati questura e polizia locale, per cui è stato, diciamo, una sorpresa generale, la quale ha dato ancora più forza e motivazione per tutti i volontari che chiaramente ci hanno creduto dal primo incontro che abbiamo fatto, perché comunque per arrivare alla sfilata dei carri abbiamo dovuto fare 2-3 anni di attività sul territorio in modo tale da capire se poteva funzionare, fino appunto a fare il salto e dire ok, prossimo anno cerchiamo di fare la prima sfilata. Io Sì. ringrazio, ovviamente approfitto anche Vela SPA, il Comune di Venezia e il nostro sindaco Luigi Brugnaro, perché bisogna dire la verità, è grazie a questa amministrazione che ci ha creduto, ci ha sostenuto e ci ha dato una mano in toto con tutti gli uffici chiaramente correlati, che per poter fare un carnevale in completa sicurezza, ovviamente questura e polizia locale in primis, che ci hanno dato un supporto veramente importante. Ecco. È sempre così, finché c'è dall'altra parte qualcuno disposto ad aiutarvi, giustamente si riesce a crescere insieme, no? Che questo è il significato più importante. Va bene Simone, grazie mille, poi comunque approfondiremo ancora di più. Passiamo la parola a Raffaella Canziani, come vi ho detto prima, l'anima dell'arte dei decori Atelier a Mestre, quindi un laboratorio artigianale di nicchia dove la tradizione veneziana prende forma attraverso maschere, decori e creazioni uniche realizzate a mano. Buonasera signora Raffaella. Buonasera. Molti dicono no, che ogni sua creazione racconta una storia. Come nasce un'idea? Da dove prende vita secondo lei? Allora, buonasera a tutti, buonasera anche ai telespettatori. E questa è la domanda che mi fanno spesso. Sì. Allora, qualsiasi mia creazione, le mie idee, le mie maschere, i miei gioielli, tutte le mie creazioni nascono dall'amore, dalla passione mia proprio per l'artigianato. Venezia, che è la mia città di nascita, diciamo, è lei la grande ispiratrice, dai suoi profumi, dai suoi colori, dai suoi momenti. Diciamo che Venezia è proprio l'ispiratrice delle mie creazioni, che sono tutte lavorate a mano, in cartapesta. Poi le dirò, 37 anni di esperienza aiutano sempre ad avere delle idee. La natura, per esempio, è fonte di ispiratrice. Sì. Anche i fatti quotidiani alle volte sono fonte di ispiratrice per le mie creazioni. L'amore dell'arte, l'amore del bello, l'amore del pezzo unico è quello che proprio mi ispira. Bellissime parole. E come appunto ha iniziato il suo viaggio nell'artigianato artistico? Allora, io diciamo che inizio già con la scuola d'arte, per cui già ho, nel mio DNA, dicono, nel mio DNA ho proprio la particolarità della creatività. Dopo gli studi artistici, dopo qualche anno ho iniziato nell'88, così anche casualmente a decorare per delle ditte, fino a che capisco che proprio lo sento, questo è il mio mondo, cioè il mio mondo è creare, creare e ripeto,
essendo nata a Venezia, forse mi sono più avvicinata al discorso dell'arte di creare le maschere veneziane, lavorate secondo tradizione. Che non ci dimentichiamo che la lavorazione della maschera fa parte della cultura di Venezia, perché comunque nel Settecento veniva usata proprio come culturalmente con gli abiti. Mi piace anche sapere da dove nasce una dote, no? Parte tutto dalla cos'è che voglio fare, cos'è che mi appassiona fare in questo momento. Da lì ti nascono le idee e si inizia a creare, si inizia a inventare. E io per me questa cosa qua la definirei proprio come fosse una dote. Proprio che lei piace da 37 anni appunto che fa questo, non è più come mestiere, non lo definirei proprio mestiere, ma proprio passione, come dice lei. Assolutamente, Sì. Assolutamente la passione. Sa, la cosa più particolare è da un pezzo di carta oppure da una pietra riuscire a immaginare, facendo degli studi, l'oggetto finito, per cui è questo sempre che mi dà una carica e comunque anche una voglia di continuare, perché c'è sempre comunque da imparare. Dopo 37 anni mi rendo conto che c'è sempre qualcosa per cui sperimentare e riuscire a provare. E le dirò di più, da 2 anni io ho conseguito il titolo di maestro artigiano della Regione Veneto, per cui questo mi dà una carica in più proprio anche per poter trasmettere le mie competenze, perché è un'arte che, a mio parere, quella delle maschere veneziane, non deve scomparire, è arte e cultura nostra veneziana e bisogna mantenerla nel rispetto della tradizione, della lavorazione della tradizione. Questo ti dà ancora più gioia, ancora più voglia di sperimentare nuovi modelli. Infatti sperimento sempre nuove colorazioni, nuovi modelli, nuove linee. Ma e poi magari si vede la bellezza di queste maschere, no? Se posso chiedere, quanto tempo ci mette a realizzare una maschera? Allora, Proprio personalizzata. è una domanda un po' difficile da rispondere, ma le rispondo e le spiego il perché. Ci sono tanti, allora, per creare una maschera in cartapesta non possiamo avere degli ausili, per cui non ci sono forni, devono essere le asciugature, devono essere tutti i tempi naturali, per cui diciamo che possiamo iniziare da un modello più semplice che magari può essere fatto dopo un giorno e mezzo, fino a modelli più complessi che per esempio adesso li sto creando proprio per i balli che ci saranno prossimamente nei prossimi giorni a Venezia, oppure per i miei clienti che vogliono sfilare a Venezia. Ci sono delle maschere che magari uno ci metto anche 10 giorni, 15 giorni, perché sono delle maschere più complesse, con piume, con orpelli particolari, con lavorazioni particolari. Complimenti, poi comunque parleremo ancora di più sulle sue creazioni meravigliose. Noi ci fermiamo per qualche secondo, però rimanete ancora lì perché c'è una sorpresa per voi. Ci vediamo dopo.